Ho sempre attinto dall'amore che provo verso la storia e l'archeologia, per trovare la giusta ispirazione per scrivere le mie introduzioni a queste puntate. Ho sempre cercato di ascoltare la poesia dei posti che mi hanno ospitato, e quasi sempre le nostre storie sono dettate da una ricerca, ovvero cercare quella semplicità dentro ad un banale racconto con l'intenzione di arrivare a più persone. E se durante il mio format non ci sono riuscito, me ne scuso, ma vi basti sapere che questo era il mio intento. Dalle immagini che precedono la nostra puntata, sono sicuro che avrete capito i posti e le argomentazioni che affronteremo in questa serata. 2 argomenti, 2 viaggi, 2 storie differenti, che saranno affrontate ovviamente per punti, visto che il nostro tempo è limitato. In questo periodo di pandemia, pure voi che non vi potete muovere, vi portiamo noi a visitare le bellezze della nostra regione. Andiamo. Sto bene perché sono quelle storie che vengono raccontate ai bambini. Esatto. I miracoli di San Francesco, e qui si parla della risurrezione di del famoso Martinello. Ricordiamolo. Sì, in pratica il santo, dovendo costruire il convento, si recava spesso a prendere del materiale in giro, e durante un'assenza gli operai affamati presero questo agnellino che lui teneva qui per compagnia, insomma, no? E aveva dato questo nome di Martinello, sì, e lo mangiarono e gettarono tutte le ossa e i resti dell'agnello nella fornace. La fornace era questa fossa dove c'era questo fuoco sempre acceso che serviva per la calce, per il materiale, insomma. Al ritorno San Francesco cerca l'agnellino, era per lui come una compagnia, ma non lo trova. Gli operai alla fine confessano quello che avevano fatto e San Francesco, saputo dove erano i resti, si reca vicino alla fornace e dice: Martinello, vieni fuori, e l'agnellino esce un'altra volta vivo e vegeto dalle fiamme della fornace. Siamo circondati da diversi elementi naturali, come il mare e la montagna, che nel silenzio accompagnerà il nostro cammino. Ma come posso iniziare la mia puntata parlandovi di lui? Con il più umile degli intenti ho deciso di parlarvi di lui, il più grande fra tutti i grandi. Dovrò parlarvi di quel 27 marzo del 1416 e di quel problema che affliggeva la coppia, Giacomo e Vienna da Fuscaldo. Pregarono e pregarono, arrivarono a pregare pure San Francesco d'Assisi. Si sottoposero a varie forme di penitenza, con la speranza di essere ascoltati, e così accadde. Il 27 marzo del 1416 nasce qui a Paola San Francesco da Paola. Dicevamo di questo 1416, anno in cui si presume sia nato il santo. Una leggenda o tradizione, come la si vuol vedere, che viene riportata nella sua biografia, nelle sue diverse biografie. Pare che sul tetto dove sia nato il santo vi era un fuoco,
un fuoco che è possibile ricollegare a quanto riportato da vari studiosi di teologia e non solo, a il fuoco che doveva rappresentare San Francesco per quel secolo, un secolo martoriato, un secolo dove vi erano numerose difficoltà. Dicevamo della venuta al mondo di San Francesco da Paola, ma sulla strada ancora del povero Francesco si palesarono alcuni problemi, come una misteriosa malattia all'occhio. La coppia pregò ancora una volta al santo San Francesco d'Assisi, promettendogli in cambio di far indossare almeno per un anno il saio dei francescani. Il santo fortunatamente guarì. E se noi andiamo a vedere poi dopo il cammino del santo, è un saio che fondamentalmente non si tolse mai. Noi abbiamo deciso di raccontarvi la sua storia attraverso una passeggiata all'interno di questo importantissimo santuario. Venite. Stavamo parlando del 12° anno d'età e di quel viaggio che lui fa da Paola insieme ai suoi genitori per andare a San Marco Argentano dai frati minori, dove ad accoglierlo vi era padre Antonio da Catanzaro, che già conosceva il piccolo Francesco, e lì, respirando quell'aria di preghiera e misticismo e donarsi sempre al prossimo, si consolidò quella forte fede che sin da bambino era dentro di sé. Quindi fa di San Marco Argentano una tappa importantissima per il piccolo Francesco. Troviamo qui padre Domenico Crupi, che ringrazio per averci concesso l'opportunità di portare le nostre telecamere all'interno di questo importantissimo santuario. Padre, grazie. Grazie a te, benvenuti e benvenuti a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Dicevamo, questo santuario, sono passati anni ed anni, nonostante le difficoltà che il povero santo ha dovuto combattere durante la sua vita, perché a pensare che dal nulla a costruire tutto questo. Quando fu edificato, padre? Beh, il santuario prende origine dalla venuta di San Francesco in questo luogo, quando si ritirò a vivere da eremita. Per cui il primo posto cronologicamente in ordine di tempo è la grotta di San Francesco, dove lui si è ritirato a vivere in preghiera, in contemplazione, in penitenza. Dopo 5 anni arrivano i primi seguaci, cioè dei giovani che sono attratti dal suo esempio e vogliono mettersi alla sua sequela, e così inizia una prima comunità che incomincia a costruire il romitorio, che naturalmente vedrete. Tutto questo, padre, perdonatemi, dopo il capitolo San Marco, diciamo, dopo che ha abbandonato San Marco? Sì, questo arriva dopo San Marco Argentano. Poi dopo San Marco va a fare un grande pellegrinaggio con i genitori, sì. Giacomo e Vienna, e di ritorno dal pellegrinaggio decide di ritirarsi a vivere da eremita e viene qui, in questo luogo. Possiamo? Andiamo a visitarlo. Ringraziamo ancora una volta padre Domenico per la sua disponibilità e per averci permesso di essere qui quest'oggi. Padre, noi stiamo proseguendo all'interno dei luoghi di San Francesco. Quante volte mi è capitato sin da bambino di venire a visitare qui l'antico romitorio? Possiamo scendere giù? Scendiamo giù. Purtroppo, come sapete, in questi tempi del Covid alcuni luoghi sono preclusi, non possono essere accessibili ai fedeli per motivi di sicurezza, però naturalmente li facciamo visitare alle telecamere. Grazie. Non vi nego che percorro questo sentiero con un po' di emozione, padre, perché rivivere quanto ho portato e ho cercato di portare è sempre un qualcosa di particolare che si palesa sulla mia pelle, padre. Beh, questi sono proprio i luoghi che hanno visto San Francesco a contatto con queste mura, con tutto ciò che sentiamo, anche in questo silenzio. Padre, questa era una prima cappella che Sì, avevano. Accennavamo un po' prima che dopo che Francesco ha compiuto il suo pellegrinaggio a San Marco è venuto qui. Dopo questa fase solitaria con la prima comunità
hanno dovuto costruire dei luoghi dove abitare, per cui scavarono queste grotte nella roccia. Qui siamo accanto al fiume Isca, che è il torrente, ecco, dove San Francesco, vicino al quale San Francesco si è ritirato in eremitaggio. E questo luogo si chiama Romitorio, che vuol dire abitazione degli eremiti, per cui i primi seguaci del santo stavano in queste grotte insieme con lui. Questa è una prima cappella, certo, dove loro si radunavano in determinati momenti a pregare durante la giornata. Nel tempo questi luoghi sono diventati anche oggetto di devozione. I più anziani ricordano che i pellegrini lasciavano in questi posti gli ex voto. Sì. Tra questi ex voto vediamo anche questa bella statua di San Francesco. È stata donata questa statua? Sì, è stata donata proprio come grazia ricevuta, come ringraziamento per un favore ricevuto per l'intercessione di San Francesco di Paola. È opera dell'artista Correale di Siderno Marina. Padre, dicevamo una domanda che mi viene spontanea. Sì. Lui lasciò la sua terra perché è stato chiamato da chi? Da re Luigi XI, re di Francia, che lo volle alla corte per essere guarito. Il re Luigi XI, re potentissimo, il re più potente del tempo, era malato e aveva saputo tramite un mercante napoletano che qui in Calabria c'era questo eremita che compiva miracoli, così gli disse, e per cui da quel momento in poi Luigi XI cercò la sua morte, sì. E lui arrivò in Francia per l'obbedienza del Papa Sisto IV, che era il Papa del tempo, che disse di recarsi. Per l'intercessione del Papa lui sì, il re si rivolse al Papa perché un primo tentativo era andato a vuoto, il santo non si era recato, non voleva lasciare la Calabria, ma perché aveva appena fondato i primi conventi, Paola, Paterno, Spezzano della Sila e Corigliano Calabro. Per cui recarsi in Francia voleva dire in quel momento lasciare un po' tutto, però poi il Papa Sisto IV gli impose questa obbedienza. Continuiamo a... Mario, fai attenzione. Ok. Attenzione che è molto basso. Sì. Padre, siamo arrivati qui. Venite. Un'emozione una dopo l'altra e poi siamo ritrovati al santuario di San Francesco. Padre, fai attenzione. Padre. Questo è il luogo più interno al Romitorio, verosimilmente appunto chiamato antro della penitenza, perché è il luogo dove San Francesco si ritirava a pregare, a contemplare e anche a volte a riposare nella sua giornata. Per cui siamo proprio qui in un luogo importante di questo Romitorio. C'è le difficoltà di un uomo, pensare tutto questo, accettare tutto questo. Certo, al mondo d'oggi, voglio dire. È una scelta forte e radicale. In Esatto. effetti il carisma di San Francesco è basato su quella che è la dimensione della penitenza, per cui la conversione del cuore e il ritorno a Dio, perché è un messaggio molto forte soprattutto per la società di oggi. Sì. Per la società di oggi. Io, come ho accennato alle porte del santuario, dicevo cristiani e non, praticanti e non, possiamo apprendere veramente tanto dalla sua vita. Indubbiamente il Papa ci sta dando tanti segnali, il messaggio di Francesco è un messaggio universale di San Francesco di Paola, a prescindere dalla professione di fede. È normale che per dei cristiani, cattolici, il messaggio è chiaro. Sì. Per chi si accosta in un'altra maniera, il messaggio principale di Francesco è il messaggio della riconciliazione, della pace tra i popoli, Sì. ed è quello che lui cerca di fare quando è in Francia. Che meraviglia.
Padre, Qui ci siamo state aprendo troppe Sì, porte, veramente, grazie. Qui siamo all'inizio della via dei miracoli, dove i fedeli, i pellegrini che conoscono anche questo luogo, sanno di trovare alcuni dei luoghi dove San Francesco ha compiuto alcuni prodigi. Padre, io purtroppo mi viene frontale uno dei luoghi a me caro, perché ricordo la storia che sin da bambino mi raccontavano i miei genitori. Può visitare. Sì, hai detto bene, perché sono quelle storie che vengono raccontate ai bambini, Esatto. i miracoli di San Francesco, e qui si parla della risurrezione Di del famoso Martinello. Martinello, Ricordiamolo, che è tanto caro nell'immaginario popolare. ricordiamolo. Sì, in pratica il santo, dovendo costruire il convento, si recava spesso a prendere del materiale in giro, e durante un'assenza gli operai affamati presero questo agnellino che lui teneva qui per compagnia, insomma, no? E aveva dato questo nome di Martinello, Sì. e lo mangiarono e gettarono tutte le ossa e i resti dell'agnello nella fornace. La fornace era questa fossa dove c'era questo fuoco sempre acceso che serviva per la calce, per il materiale, insomma. Al ritorno San Francesco cerca l'agnellino, era per lui come una compagnia, ma non lo trova. Gli operai alla fine confessano quello che avevano fatto, e San Francesco, saputo dove erano i resti, si reca vicino alla fornace e dice: Martinello, vieni fuori, e l'agnellino esce un'altra volta vivo e vegeto dalle fiamme della fornace. Padre, possiamo entrare? Sì. Naturalmente il luogo è molto semplice, sobrio. La gente, come vedi, lascia anche degli oggetti per devozione. Naturalmente questo tempietto è stato anche costruito successivamente per dare dignità a questa la fossa della fornace in effetti è sotto i nostri piedi. Sì, Per cui è stato qualcosa che... Vuoi rimane un po' per far vedere pure le particolari che hanno fatto. Quanti sacrifici si sono fatti per vedere quello che noi stiamo vedendo, perché si può dire che è come un'enciclopedia all'aperto, Ma indubbiamente un'enciclopedia qui di storia. nel santuario è raccolta la fede, la pietà popolare, la cultura, la storia anche della Calabria, e il vissuto dei calabresi, perché comunque lo ricordiamo, lo sappiamo, che San Francesco è il patrono della Calabria, oltre ad essere anche il patrono della gente di mare, dei marinai. No, è dichiarato proprio dalla Chiesa, da Pio XII, Sì. Per cui sono dei patronati ufficiali, ecco, di San Francesco. Padre, noi arriviamo ora qua ad un punto che conosciamo perché la fonte della Cucchiarella. Sì. Eccola qua. Naturalmente ora è chiusa, ma È infatti chiusa, come dicevo, uno dei luoghi più cari del santuario, Sì. Perché i fedeli quando vengono qui a Paola cercano naturalmente la cappella delle reliquie. Sì. E tra i luoghi la fornace certamente, ma è la famosa cucchiarella perché si prende quest'acqua con i cucchiai. Purtroppo in questo momento, come dicevamo, non c'è possibile attingere l'acqua. Quante cose stiamo ripercorrendo? Stiamo ripercorrendo alcuni dei punti principali della vita del santo. Cerco di farvi immergere il più possibile nella spiegazione offerta da Padre Domenico. Padre, non vi nego la difficoltà che stiamo facendo nel cercare di riassumere quello che fondamentalmente non si può riassumere. Il santuario ha bisogno di tanto tempo per essere visitato, per essere spiegato. La via dei miracoli è ricca, anche c'è questa bomba che è stata sganciata sul santuario durante la seconda guerra mondiale, è caduta nel fiume Isca e non è esplosa. Qui erano radunate tante persone durante i bombardamenti, sarebbe stata una strage, ma anche il santuario si sarebbe rovinato, e la bomba non esplose. Dopo la guerra gli artiglieri la controllarono e videro che la bomba era perfetta, non si spiegarono come mai questa cosa, la svuotarono e i padri poi la misero in questa via dei miracoli come segno della benedizione di San Francesco sul santuario e sulla città. Entriamo in chiesa.
dove molto umilmente, con il capo chinato, vi porterò alla riscoperta delle reliquie del santo. Ho voluto intenzionalmente lasciare lo spazio alle immagini. Pregate perché questo mio vostro sacrificio sia trovato un potente. Sale da te, o Signore, questo sacrificio. Ed eccoci qui, siamo giunti alla fine di questa splendida puntata e di quello che ci siamo prefissati di raccontare. Ringrazio Padre Domenico per averci accolto e dato l'opportunità di raccontare una storia, seppur brevemente, del Santo. Grazie a voi, grazie di aver preferito anche questa visita al santuario. Spero che quello che abbiamo detto sia utile a qualcuno anche per imparare qualcosa sul Santo Francesco di Padre. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Teleradio Manetti.